fiducia alla Camera, bagarre dentro e fuori l'aula contro il governo Conte bis, Lega e Fratelli d'Italia all'attacco, autonomia, il ministro Boccia dice no ai diktat delle regioni. Dov'era Conte nei 14 mesi passati? L'attacco di Luca Zaia che ribadisce che 23 materie rispettano la Costituzione, vogliamo i fatti e sul programma di governo ironizza con con Conte Babbo Natale ha perso il lavoro stasera, governatore a Ring. Trovato cadavere un cinquantenne che da tempo viveva in una roulotte nella periferia di Borso della Grappa con la sola compagnia di un cane a stroncarlo un malore. Fermato dalla autostrada di Treviso un giovane di 25 anni privo di patente e ubriaco, gli agenti, dato la generalità del fratello, è stato denunciato. Attimi di tensione nel pomeriggio allo sportello Momni Montebelluna di Verdio con un utente, l'operatore chiude l'ufficio per motivi di sicurezza e chiama i carabinieri. Fatto vandalico contro la statua dell'Alpina a Padano del Grappa, ignoti hanno strappato il tricolore usandolo come sciarpa per il monumento, la denuncia della sezione locale delle Pene Nere. Primo giorno di scuola alle Stefanini di Treviso, come ormai da tradizione non poteva mancare l'alzabandiera con gli alpini e l'Ino di Mameli a cantarlo gli stessi piccoli alunni. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, la politica in primo piano, il giorno del voto di fiducia al governo Conte bis alla Camera e un Conte che mentre pronunciava il discorso veniva contestato sia all'interno dell'Aula, con la Lega soprattutto, sia all'esterno dell'Aula con la manifestazione con Salvini e con Giorgia Meloni, quindi con Lega e Fratelli d'Italia, anche se era una manifestazione apolitica solo con i tricolori, dunque forte tensione e uno scontro in atto dentro e fuori l'aula per i temi anche trattati, ma ovviamente per un governo che considerano di fatto non legittimo perché si deve andare al voto secondo Lega e Fratelli d'Italia, ma non solo. Tanti temi trattati, il discorso più lungo della storia della Repubblica per un voto di fiducia, fanno sapere gli statistici, ci arriveremo fra pochissimo per parlare appunto anche delle contestazioni della bagarre, ma tra i temi trattati c'era anche l'autonomia. Allora iniziamo parlando dell'autonomia con un Conte che dice sì ma senza dividere, e a distanza arriva il messaggio del governatore Luca Zaia. Ma se ce l'avevi promessa l'autonomia, in una conferenza stampa di dicembre 2018 avevi detto che l'avresti chiusa la partita per febbraio 2019. Siamo a settembre 2019. Allora, qualcosa non mi torna. Dal Veneto a Roma il governatore Zaia parla direttamente al Premier Conte nel giorno in cui il Presidente del Consiglio pronuncia alla Camera il discorso per il voto di fiducia. E non può non partire dall'autonomia, tema che nell'esporre il programma lo stesso Conte ha toccato. Un'autonomia differenziata, che abbiamo definito giusta, cooperativa. È un progetto di autonomia che deve salvaguardare il principio di coesione nazionale e di solidarietà e la tutela dell'unità giuridica ed economica. Sarà essenziale definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e anche i fabbisogni standard e l'istituzione di un fondo perequativo. Queste cautele consentiranno di evitare il divario tra il nord e il sud. Sull'autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo. L'autonomia è legale, è prevista dalla legge e a Roma devono sapere che abbiamo i veneti che sono andati a votare. Le parole di Conte confermano la linea delle ultime ore del governo giallorosso. Il modello è quella Emilia del governatore PD Stefano Bonaccini, con meno materie richieste rispetto alle 23 del Veneto. Vogliamo gestire alcune competenze, abbiamo puntato sulla qualità e non sulla quantità. Dal notaio noi siamo lì con le braccia conserte ad aspettare che il governo porti un testo, vedremo cosa portano. Vedranno i cittadini se sarà un testo serio o una presa in giro. Tutto questo mentre il neo ministro degli affari regionali rincara la dose. L'autonomia la vogliamo tutti, ma non ci può essere un'autonomia unilaterale proposta da chi non vuole ascoltare le ragioni degli altri, dice Francesco Boccia, che continua. Sarebbe un grave errore dire o si fa così o si va avanti da soli. Con i diktat non si va lontani. Che diktat? Cioè stiamo parlando di una legge da applicare. La Costituzione dice che una regione può chiedere fino a 23 materie, le elenca. Noi le abbiamo chieste tutte, punto. Boccia, prenda e dica al mondo intero qual è la sua idea di autonomia. Il collega Lombardo Fontana rilancia, se non otteniamo l'autonomia, tutti in piazza. Ma questo è scontato, è di default. Nel frattempo, sul programma di governo enunciato da Conte, il commento da Palazzo Balbi è uno solo. Babbo Natale ne esce come un dilettante dopo aver sentito la lista della spesa di Conte. Conte ha omaggi e regali per tutti. Ma se hai governato 15 mesi in questo paese, ti sei dimenticato di fare tutte queste robe. E se non ti sei dimenticato, caro Presidente del Consiglio, perché non le hai fatte?
Allora, le vedremo le cose che ha detto Conte fra pochissimo, intanto però proprio Luca Zaia alle 21:15 questa sera a Ring, ospite appunto del talk show del lunedì, una puntata da non perdere, e dunque l'autonomia è in primo piano, ma non solo, tanti temi, la sanità, le grandi opere, senza dimenticare la partita delle elezioni regionali 2020, insomma le sfide per i prossimi mesi, partendo proprio dall'autonomia. 21:15 con Ring. E allora ha parlato di tante cose dette, sentiamole le parole di Conte proprio mentre c'era la bagarre dentro e fuori l'aula di Montecitorio. Vogliamo volgerci alle spalle il frastuono dei proclami inutili, delle dichiarazioni bellicose e roboanti, curare le parole, ad adoperare un lessico più consono, più rispettoso. Nemmeno il giorno della fiducia Giuseppe Conte rinuncia alla stoccata a Salvini, così come quando in Parlamento annunciò la fine del governo giallo-verde. Stavolta però l'ex ministro e vice premier non siede a pochi passi, ma è fuori da Montecitorio, davanti alla folla della manifestazione contro il governo assieme a Giorgia Meloni. E pur non sentendo quanto dice il premier, la sua sembra una replica in diretta. Possono scappare dal voto per qualche mese, ma non possono scappare dal voto all'infinito. Forse i dittatori sono quelli chiusi dentro il palazzo che si vergognano a uscire per strada. Dentro intanto Conte illustra il programma di governo, tornando ancora una volta a parlare di novità come scarto rispetto al passato, mentre dalla Lega arriva il coro poltrone poltrone. Colleghi, un'Italia smart e green, la lotta all'evasione fiscale, la scuola da rilanciare assieme agli investimenti per le imprese, la manovra da affrontare, la necessità di cambiare il patto di stabilità europeo e un punto importante sulle concessioni che riguarda da vicino il Veneto, Autostrade e i Benetton. Una progressiva ma inesorabile revisione di tutto il sistema. Quanto al procedimento in tema di concessioni autostradali avviato a seguito del ponte Morandi, voglio chiarire che questo governo porterà a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati. E poi via il decreto sicurezza bis per tornare alla formula iniziale del governo giallo-verde. Rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica. Il che significa, vedete, recuperare nella sostanza, c'eravamo già, la formulazione originaria del più recente decreto legge. E se proveranno a riaprire i porti li chiudiamo noi tutti insieme. Ce n'è abbastanza per apparecchiare la tavola di uno scontro permanente. Nel frattempo Salvini guarda anche le sfide delle prossime regionali che vedono pure il Veneto alle urne. E il leader della Lega, lanciando una frecciata a Forza Italia, annuncia che le alleanze sono aperte. Con Giorgia lavoreremo per allargare. Non è il momento in cui dire tu no, perché c'è qualcuno che ancora in queste settimane dice no, se c'è lui non ci sono io. Questa è dunque la strategia per le regionali. Ora vediamo sul territorio della Marca quali sono i prossimi passi del Carroccio trevigiano. A deciderli anche l'ex sindaco di Tarso Gianangelo Boff, che è stato nominato commissario provinciale insieme ad altri 6 nuovi commissari provinciali nel Veneto. Dobbiamo riprendere un po' quella motivazione che ci aveva spinto all'inizio, quando eravamo magari, avevamo meno rappresentanti, avevamo meno sindaci, eravamo in pochi, c'erano pochi militanti. Vede un po' meno gioia in questo momento? Ma è fisiologico, logicamente negli anni ci si struttura, ci cominciano ad avere tanti amministratori, si cominciano ad avere tante responsabilità e quindi le responsabilità a volte portano anche con sé, diciamo, un po' di maggior peso, un po' di minor tempo, e questo faccio anche un mea culpa, un po' di minor tempo per andare in mezzo alla gente, e dobbiamo ripartire da lì. Gianangelo Boff indica la rotta che la Lega di Treviso deve seguire da qui al 2020, quando si terranno i congressi del partito. Amministratori e militanti sono chiamati a tornare in strada con gazebi a contatto con la gente. Intanto la nomina dei nuovi commissari è stata accompagnata da alcune polemiche scatenate su Facebook dalla presidente di CAV, la leghista Luisa Serato. Al mio partito, che invoca con forza la sublime prova democratica delle elezioni, scrive la Serato, che cosa vieta di essere conseguente convocando da subito regolati i congressi per dar finalmente voce anche ai propri militanti? In un momento in cui, fra virgolette, si è passati alla creazione di un nuovo movimento e quindi c'è una fase in cui bisognerà fare lo statuto, bisogna fare i congressi eccetera,
è fisiologico, è normale che qualche mal di pancia ci sia. E domenica in programma per il Carroccio c'è un appuntamento importante, il raduno di Pontida, che potrà diventare il termometro del clima all'interno del partito dopo la decisione di Matteo Salvini di far cadere il governo, ritrovandosi ora di fatto all'opposizione. Forse questo appuntamento di Pontida è ancora più sentito perché appunto dopo le vicissitudini governative sicuramente Salvini vorrà darci il suo messaggio, vorrà farci capire quello che forse molti di noi hanno già intuito, quali sono le reali motivazioni. Queste dunque le strategie, i prossimi passi della Lega sul territorio. Allora quali sono invece i prossimi passi del Partito Democratico sul territorio, nel territorio trevigiano? Li chiediamo direttamente a Giovanni Zorzi, che vedo in collegamento insieme alla nostra Daniela Sizzia, perché è la prima dei il primo giorno della festa di settembre del PD, del Partito Democratico a Treviso, iniziata da poche ore. Allora a te Daniela. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori. Come hai detto tu, siamo qui a Prato Fiera dove si sta svolgendo, è appena iniziata la festa del PD, saranno 7 giorni durante i quali verranno affrontati diversi argomenti. L'hai detto qui con me il segretario provinciale Giovanni Zorzi, si parlerà, anzi oggi giornata importante, insomma la giornata della fiducia del Premier Conte. Come avete sentito quindi il suo discorso, che cosa pensate? Ma direi che è partito col piede giusto, nel senso che ha illustrato un programma molto articolato, dettagliato. Segnalo in particolar modo quelli che sono i punti che abbiamo sostenuto noi come Partito Democratico, in particolar modo la cancellazione delle rette degli asili nido da partire dal 2020 per i redditi più bassi, il taglio sulla tassa del lavoro, quindi l'abbattimento del cuneo fiscale sempre per i redditi medio-bassi, il piano di assunzione straordinaria di medici e infermieri per la sanità pubblica e non ultimo l'impegno a portare a compimento il processo di autonomia per le regioni in modo sostenibile e responsabile. Direi che con questo punto di partenza diciamo che il governo Conte ha una buona base di lavoro che ci dà molta fiducia. Ecco, passando però ad un altro Conte, Mario Conte, il sindaco di Treviso, insomma avete fatto un po' un bilancio di quello che è stato l'anno del sindaco. Un bilancio che per voi non è stato proprio del tutto positivo, perché? Ma perché? Perché penso che un cittadino trevigiano può rendersi perfettamente conto della differenza di stile e anche di capacità di intervento delle due amministrazioni, l'amministrazione Manildo e l'amministrazione Conte. Con Manildo Treviso era una città che cresceva, che attraeva risorse, energie, curata non solo nel modo di presentarsi a chi arrivava da fuori, ma anche nelle relazioni, nei rapporti tra cittadini. Con Conte abbiamo una città immobile e che purtroppo passa all'onore delle cronache soltanto per iniziative di folklore veneto che lasciano il tempo che trovano e che non fanno di certo il bene dei cittadini nel modo più concreto. Comanildo era una città che aveva una prospettiva, con Conte invece una città che si ferma a guardare all'indietro. Nicola, se tu non hai domande dallo studio... No, ti lascio seguire la festa del Partito Democratico e poi ci racconterai domani con i tuoi servizi questa prima giornata. Ringrazio anche Giovanni Zorzi per essere stato con noi in questi pochissimi minuti. Ovviamente un sguardo flash alla festa del Partito Democratico, peraltro potrà rispondere anche vis-à-vis, anzi in diretta, insomma, questa sera lo stesso Mario Conte a 20:10 a quanto detto dal Partito Democratico in questi minuti. Allora apriamo la pagina della cronaca. Un cinquantenne trovato cadavere a Borso del Grappa, da tempo viveva in una roulotte. Aveva deciso di vivere così il cinquantenne trovato morto da un amico della sua roulotte alla periferia di Borso del Grappa. Aveva scelto di abitare in quella roulotte parcheggiata in fondo a un terreno incolto a ridosso della zona artigianale del paese. In via Lavazze aveva tutto quel che gli serviva, un tetto sopra la testa, il suo scooter e il suo amato cane. E lì, in mezzo alle poche cose che teneva con sé, l'hanno trovato i soccorritori quando ormai era troppo tardi. Avrebbe dovuto partecipare a un pranzo con alcuni amici che, allarmati per la sua assenza, sono andati a vedere in quella roulotte parcheggiata sotto gli alberi. Per lui però non c'era più niente da fare, un malore l'aveva ucciso già da ore. Forse durante la notte, forse il giorno prima. Le persone che abitano nel quartiere hanno preso la notizia con grande dispiacere perché il cinquantenne era un uomo di buon cuore.
Una persona buona che scambiava 2 parole con chiunque avesse voglia di passare un po' di tempo con lui. Una vita che da tempo aveva preso quella piega e che si è spenta nel silenzio di un giorno di pioggia. A spezzare quel silenzio solo l'abbaiare del suo cane, arrabbiato per tutto quel trambusto attorno alla casa del suo padrone. Nelle scorse ore si stava cercando una soluzione almeno temporanea per l'animale. La salma del cinquantenne è invece stata portata nella camera mortuaria dell'ospedale di Bassano del Grappa, dove forse verrà sottoposta a un esame autoptico per definire in modo esatto le cause del decesso. Un 25enne fermato dalla Polstrada a Treviso era senza patente, non l'aveva mai conseguita. Guidava sbandando a destra e sinistra lungo via Vittorio Veneto quando è stato intercettato dalla polizia stradale. L'automobilista è stato fermato. Si tratta di un giovane di 25 anni in evidente stato di alterazione alcolica. Alternava momenti di euforia e risate isteriche a momenti di aggressività. Non solo, ma alla richiesta di fornire documenti il giovane ha risposto di aver dimenticato la patente. I sospettiti poliziotti lo hanno accompagnato in questura. Qui è stato accertato che il 25enne residente a Vittorio Veneto aveva innanzitutto fornito le generalità del fratello e che mai aveva conseguito la patente. Così è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Un altro giovane, un 22enne, che stavolta ha denunciato per aver palpeggiato una hostess durante il volo che lo portava a Treviso. Volo Manchester-Treviso, un passeggero di 22 anni, forse sotto l'effetto di alcol, ha iniziato ad importunare l'hostess mentre stava svolgendo il proprio lavoro, fino a quando, durante uno dei tanti passaggi in corridoio, ha pensato bene di toccare il fondoschiena della ragazza. Immediata la rabbia e lo sdegno non solo da parte dell'assistente di volo, ma degli stessi passeggeri. L'hostess si è subito recata nella cabina ed ha spiegato al comandante quello che era accaduto. Il pilota si è messo in contatto con la torre di controllo dell'aeroporto K9 ed ha avvisato del problema. Quando l'aereo è atterrato a Treviso, ad attendere il giovane c'erano 2 agenti della Polare che lo hanno accompagnato nell'ufficio della polizia aeroportuale, dove è stato identificato. L'hostess ha deciso di sporgere denuncia. Il 22enne ora deve rispondere di violenza sessuale. Si sono vissuti attimi di tensione nel pomeriggio allo sportello MOM di Montebelluna, quando un operatore, dopo un diverbio con un utente, ha chiesto l'intervento dei carabinieri e ha chiuso l'ufficio per motivi di sicurezza, come indicava il cartello, quello qui affisso alla porta d'ingresso. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari. Nel frattempo allo sportello sono arrivati numerosi utenti per sbrigare delle pratiche. Alla vista della saracinesca abbassata, gli animi si sono scaldati. La discussione si è accesa ulteriormente quando sul posto è arrivato anche il titolare della ditta appaltatrice che lavora per MOM, proprietario dello sportello. Sentite, queste sono alcune delle voci, diciamo, della tensione che si alzava, del diverbio in quel momento a Montebelluna. MOM fa sapere intanto che l'ufficio è rimasto chiuso per mezz'ora e di aver inviato immediatamente sul posto personale di supporto e di verifica. La situazione pian piano è tornata alla normalità, ma dicevamo sono stati momenti di tensione, tanto da chiedere l'intervento dei carabinieri appunto allo sportello di Montebelluna. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Eccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dallo sdegno a Paderno del Grappa per l'atto vandalico contro la statua di marmo raffigurante un alpino nella piazzetta comunale. Denunciare l'increscioso fatto proprio il gruppo Alpini di Paderno, e per ironia della sorte a scoprire la malefatta è stato Luigi Cittone, autore della scultura che con la moglie passava lì per caso. Ignoti hanno abbassato la bandiera, il tricolore, l'hanno stracciata, strappata e l'hanno messa al collo dell'alpino raffigurato nella statua come una sciarpa. Immediata la denuncia ai carabinieri, la segnalazione al sindaco, nonché lo sdegno della comunità purtroppo. Ben altro invece l'utilizzo del tricolore questa mattina alle Stefanini di Treviso con il tradizionale alzabandiera nel primo giorno di scuola. Comincia così il nuovo anno scolastico per gli alunni delle scuole Stefanini, un inizio all'insegna della tradizione, dei valori, ma soprattutto dell'abbraccio degli alpini. È importante, spiegano le penne nere, perché i bambini lo porteranno sempre nel loro cuore. Trasmettere agli alunni l'importanza di questa alzabandiera, cioè di credere nell'Italia, nel nostro simbolo che è la nostra bandiera. Quindi per noi alpini l'alzabandiera la mattina era ricominciare la giornata
per loro e ricominciare l'anno scolastico. Hanno ascoltato con attenzione le parole del sindaco Mario Conte che, rivolgendosi agli alunni, ha detto: voi siete il presente ed il nostro futuro. Siamo in un ambito con loro, questa scuola che aiuta a formare dei cittadini migliori, e quindi nell'essere dei cittadini migliori bisogna studiare la mattina a scuola e comportarsi bene il pomeriggio quando si frequenta la nostra città. Ultimo anno questo per il dirigente scolastico Antonio Chiarpino. Questo gesto è stato voluto e lo considero importante perché ci fa capire che apparteniamo tutti a una stessa famiglia, o meglio abbiamo tutti le stesse radici. Prima di entrare in classe, le parole degli alunni. Mi ha colpito molto che stiamo facendo tutto questo per tutti gli studenti. È stata molto bella. Complimenti ai ragazzi, adesso apriamo invece la pagina delle notizie dal Bellunese. La politica in primo piano, agguerrita più che mai l'opposizione consigliare a Belluno, che oggi chiede le dimissioni del sindaco Jacopo Massaro, nodo da sciogliere il neonato progetto InLab e la individuazione dei cosiddetti soggetti percettori, le società che hanno ricevuto finanziamenti pubblici. Non c'è trasparenza, non c'è la volontà di essere trasparenti e perciò chiederò sicuramente al prossimo Consiglio Comunale le dimissioni del sindaco, che dia le dimissioni. Aria pesante a Palazzo Rosso, attacchi al fulmicotone si susseguono da tempo contro l'amministrazione Massaro, da più parti accusata di scarsa incisività e attenzione al territorio, eppure di poca trasparenza. E così dopo le manutenzioni, la vicenda Nevegal, tutt'altro che risolta, e cantieri annunciati e mai partiti, dal piazzale della stazione alle storiche Gabelli, ora il mirino si sposta sui progetti di InLab, l'acceleratore di idee e aggregatore di competenze finalizzato a valorizzare peculiarità territoriali. Presentato lo scorso luglio in città, spiega il capogruppo di Belluno e di Tutti Paolo Gamba, ne siamo venuti a conoscenza cose fatte. Noi non l'abbiamo mai ricevuto da parte del Comune, perciò abbiamo dovuto andare in cerca nelle altre associazioni di categoria che ci hanno dato il progetto. Un progetto meritevole di sostegno e di attenzione, precisa Gamba, che però punta il dito sul modus operandi della Giunta, in particolar modo sull'individuazione dei soggetti cosiddetti percettori, cioè delle società destinatarie di contributo. Tra questi vi sono la Fondazione Teatri, di cui è presidente Renzo Poloni, che è in contemporanea consigliere della Fondazione Cari Verona, che sostiene economicamente il progetto, e la cooperativa Società Nuova, il cui direttore è Marco Ciociano Bottaretto, capogruppo della lista del sindaco Massaro in movimento. Come sono state individuate? Che selezione è stata fatta? Domande che fino ad ora sono rimaste senza risposta. Chiederò sicuramente al prossimo Consiglio Comunale le dimissioni del sindaco, che dia le dimissioni e che faccia soprattutto capire al capogruppo di maggioranza che non può fare il direttore e anche il percettore di soldi pubblici. Dubbi sono espressi anche sul ruolo assunto da Valentina Tommasi, che il giorno dopo le sue dimissioni a sorpresa da assessore alle politiche sociali del Comune di Belluno è stata assunta da Società Nuova. Mi pare una cosa molto strana, ma molto strana, che un ex assessore esca dal Comune e improvvisamente venga assunta dalla Società Nuova e che partecipi e che faccia la capofila per questo progetto. Revoca immediata dell'incarico a tempo indeterminato. Il direttore generale dell'ULSS Dolomiti venerdì scorso ha firmato la delibera di licenziamento del dottor Cesare Verlich, il medico odontoiatra accusato di abuso d'ufficio e peculato, alla termine di un'inchiesta dalla quale è emerso che il dentista indirizzava i pazienti visitati e curati nell'ambulatorio dell'ULSS nel suo studio sprovvisto di autorizzazione sanitaria. Il dentista è già stato rinviato a giudizio. Tra le accuse a suo carico anche quella di essersi appropriato di farmaci preparati dell'ULSS di Belluno sequestrati dai carabinieri nel suo studio. E adesso a Feltre, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto meritevole di contributo il progetto presentato dal Comune di Feltre per la diffusione della cultura della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa. Se è più facile gestire i figli, assai probabile che il tasso di natalità riprenda a crescere, e fare famiglia, crescere i figli e conciliarne i tempi con la vita lavorativa necessita di un cambiamento culturale radicale nelle imprese. Ricette vincenti in questi anni sono risultate le politiche di supporto e i servizi alle famiglie. Da questo assunto ha mosso i primi passi il progetto di Family Audit che il Comune di Feltre ha mutuato dalla provincia di Trento. Lavorare per le imprese, con le imprese è fondamentale, in quanto il lavoro è un elemento fondante della nostra comunità
lavorare per il lavoro, ma lavorare anche per l'istituzione primaria, quali sono le famiglie. Il progetto è stato riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l'ha finanziato con 200.000 euro. Capofila il consorzio BIM Piave. Noi riteniamo che in questo momento sia importante che parte delle risorse del consorzio vengano dedicate a quello che è il modo di vivere nel nostro territorio, quindi quelli che sono i servizi, perché credo che se non manteniamo i servizi sul territorio non riusciremo a tenere la popolazione. E allora contro lo spopolamento, azioni mirate sulle imprese, una decina quelle che verranno individuate per un percorso che durerà 3 anni e si concluderà con una certificazione di qualità. Il fatto di avere un riconoscimento, si sta pensando a un bollino che identifichi le aziende che operano attivamente e costantemente nel sociale, è chiaro che dà valore aggiunto alla vita lavorativa dell'azienda sia all'interno e anche sul territorio. È un progetto che è proprio cucito sulla realtà del bellunese, perché abbiamo, oltre a un alto tasso di spopolamento, conseguentemente anche un alto tasso di dipendenza, un'alta percentuale di dipendenza e di vecchiaia. Questo significa che ogni lavoratore deve comunque costantemente tenere a bada a molti altri lavori che vanno dalla cura dei minori alla cura degli anziani. Orari flessibili piuttosto che servizi come l'asilo nido, o semplicemente la possibilità di poter usufruire anche di permessi aggiuntivi, cose molto concrete che favoriscono progetti di famiglia, e qui nel nostro territorio ne abbiamo assolutamente bisogno. Siamo in chiusura, allora fra pochissimo, come vi ho detto prima, dopo di noi c'è 20:10, allora in studio con Ferdinando Marino ci sarà Mario Conte, il sindaco di Treviso, allora potrà anche rispondere all'accusa del PD, l'abbiamo sentito in diretta in collegamento alla festa del PD a Treviso, di una Treviso immobile, vedremo come risponderà. E poi alle 21:15, come abbiamo anticipato, una puntata speciale da non perdere con il governatore Luca Zaia, autonomia, il governo, il Conte bis, il giorno della fiducia, le contestazioni, insomma tante tematiche anche locali, pedemontana, sanità, Olimpiadi, e chi più ne ha più ne metta, mettiamoci anche le regionali 2020 ovviamente. Quindi 21:15 con Ring e il governatore Luca Zaia. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Con il maltempo dello scorso weekend l'estate ha subito una battuta d'arresto ed è pure caduta la prima neve sulle nostre montagne sopra i 2000 metri. Nella giornata di martedì 10 settembre tuttavia ci sarà il sole a farci compagnia. Nel dettaglio sul Veneto il tempo sarà stabile e soleggiato e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Clima più fresco con temperature minime comprese tra i 10 e i 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 25 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento, anche qui il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature invariate, minime tra i 13 e i 17 gradi, massime tra i 23 e i 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui avremo un ampio soleggiamento ovunque, salvo per innocui addensamenti sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia della nostra emittente. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.